rubrica dei cuori solitari e questa sera vi voglio presentare due ragazze che voi sicuramente conoscete benissimo perché le avrete viste circa un 4 o 5 mesi fa, diciamo nella rubrica dei cuori solitari di Strano Amore Siciliano. E queste ragazze purtroppo hanno un grossissimo problema, ossia non riescono completamente a trovare la loro anima gemella, il ragazzo ideale. Sono due sorelle, vengono da Trapani, ma amici telespettatori ve le voglio presentare subito. Amici, vi presento Maria e Caterina. Vai! Possiamo risolvere il vostro problema finalmente. Speriamo di sì. Che ha fortuna, questo non per contare fortuna. Vabbè, amici telespettatori, come avete visto, voi stessi vi state ricordando chi sono, lei e Maria, 31 anni giusto? Sì, 31 anni. 31 anni, di Trapani. Sì, sì. E sua sorella 21. 21, Caterina, sempre di Trapani, sì, giusto? Sì. Praticamente il vostro problema qual è? Che non siete riusciti fino ad ora a trovare praticamente il vostro ragazzo ideale. Giusto. E l'età va 36 anni, è il voglio bello. Certo. Simpatico, travaglino. Certo. E mi interessano pure i caratteri, e poi gli racconto tutto questo. Lo voglio bello. Ma simpatico, bello, no, sì, va. Pimpante. Sì. Bello pimpante. No, Bruno, va. Bruno. Sì. Bruno. Hai preferenza di, non so, di occhi, cose? Gli occhi come li dovrebbe avere? No, l'occhio castane, dipende, o vede. Lo stesso. Sì. Vabbè, però l'importante, insomma, l'età praticamente che arrivi fino a 36 anni, sì, 36 anni. 36, 36. Sì, Facciamo 40 è lo stesso? No, 36 anni meglio, 36 perché io sono Quindi qua picciotta. che deve partire da quanto? 36 anni sono 37, dopo. Sì, l'ho capito, ma la partenza praticamente da che età deve partire? Di età? No, non ne voglio tanto vecchio, però un picciotteggio giusto, va. Sì, l'ho capito, ma dico l'età diciamo che deve partire. Cioè l'età di partenza, cioè da quanto? Dai 25 in su, dai 30 in su? No, 25 no. No, dai 30. Perché poi il cervello non hanno a posto. La prima cosa giustamente perché deve essere il cervello meglio il cervello deve funzionare, se no sì, d'altronde perché facendo picchiozzi mi scanaliate, mi ha fatto da biglioletà picciriddi e ci rivede a posto non ne hanno. Certo. Cose serie non ne fanno. Certo. Non hanno testa a posto, ma certo. perché la madre mi ha detto tu c'è picciriddi, tu non ha pigliato con questo ragazzo. Ma l'età 36 anni o 37, certo, dopo. Certo. Vabbè, tu fino ad oggi hai incontrato qualche persona, qualche ragazzo che era interessato a te? Io non però con mia sorella, però in Italia non è che si fermano. Certo. Non si fermano? No. Però ti guardano? Sì, però già è qualcosa. Se ti guardano vuol dire che... No, non è che si fermano, però tale non dritto, vai, passa un dritto che macchine, va. Cioè ti guardano praticamente e vanno avanti, sì, non si fermano? No. E secondo te come mai? Non lo so, però se ci parlano che io sono vecchia, io mi sento vecchia. Ma tu non è che sei vecchia. Ma ti faccio, tu sei vecchia, no, io sono picciola. Ma neanche lì dimostri 31 anni. Sinceramente è più piccola sempre. Io ci stavo in mare, io sogno bene, poi non so, sogno l'aria. Va bene. Ascoltami, io poco fa ti ho fatto una domanda. Tu in questo periodo praticamente ti sei frequentata con qualcuno, giusto? Sì. Hai conosciuto qualche ragazzo? A parte il fatto che tu hai fatto un videomessaggio qui da noi. Sì, ho fatto che c'è Claudio. Sì. Ma che è successo con questo Claudio praticamente? Cioè, hai fatto il videomessaggio, poi Claudio ti ha contattato? Sì, mi chiamò martedì e mi disse se tu c'hai la macchina, se no, se tu c'hai la macchina Claudio, se io ce l'ho, tu ci prendi il treno e sto come io ci stai da solo, voglio a te, no, come parli tu ci sei mia, non mi piace. Esatto. E io avevo stato qui, poi mia madre mi disse tu non è che sei maritata, tu sei schietta. Certo.
Cioè sono decisioni, pensiamo che lui voleva... stare qui tutta la vita, va. Esatto, cioè lui voleva direttamente la convivenza. Sì, a pigliare un genio, va. E io dicevo, no figlio, ma tu devi fare la strada tua e io la strada mia. Ma Esatto. non devi chiamare più. Certo, non tu mi piace. praticamente vai cercando un ragazzo che praticamente ti frequenti, vi frequentate, vi conoscete. Parliamo, Esatto. Prima giustamente di arrivare alla convivenza. Non si può giustamente arrivare direttamente alla convivenza perché tu giustamente non lo conosci. Chi so que? Prima saremo fuori e poi si vede perché poi non è che una stare a stare tu quando stai e poi mi voglio maritare ma sai sposare giusto. Certo, ti vuoi sistemare. Sì. È arrivato il momento praticamente per te di crearti una famiglia, avere dei figli, dei bambini e fare la madre di famiglia. D'altronde tu abiti in una famiglia numerosa, sei una ragazza praticamente che è abituata alla confusione, è abituata ai lavori domestici. Faccio chiesa e casa, sono una ragazza a posto, non esci onesta, la sera, non hai vizi. Oh sì, signorina. Non fumi. No. Com'è? No, signorina. Ok, questa è la prima cosa. Perché come oggi? No, sono una ragazza per a posto. Cui questo, amici telespettatori, già è una cosa, un dato di fatto. Vuoi ripeterlo ai telespettatori? Sono una ragazza a posto, faccio chiesa e casa, sono onesta e sono signorina. Sentito? Attenzione. Per cui non si sgarra, qua è prova di fatto, giusto? Vabbè, passiamo ora naturalmente a tua sorella Caterina. Sì. Allora Caterina, dimmi un po', tu praticamente ultimamente anche tu ti sei frequentata con qualcuno, giusto? Sì, però va. No, non mi piaceva, non ero d'accordo, va, questa ragazza. Cioè, tu praticamente ti sei incontrata con questa persona? Sì, però non ho fatto niente, va. Non hai fatto niente in che senso? Cioè non vi siete messi insieme? No, l'ho visto, va, non mi è piaciuto questo ragazzo. Non ti è piaciuto caratterialmente? Sì. O diciamo esteriormente? Era di Massala, poi c'è la lontananza, va. Io ero qua di Trapani, lui è di Massala, va, come facevo? Certo. Perciò Però va. siete usciti, vi siete praticati un pochino? No. Niente? No. Cioè vi siete solamente sentiti? Sì. Per telefono? Cellulare, sì. Non vi siete mai incontrati? No. Quindi tu diciamo... Il primo giorno io l'ho visto, va, non mi è piaciuto. Ma l'hai incontrata allora? Sì. Di persona? Sì, alla villa la Madonna. Esatto. E la faccia l'hai vista, sì? Sì. E ti piaceva? No. Niente, completamente. No. Cioè non era nei tuoi gusti? Sì, perché lo dico, va, ragazzi, che se mi piace, non mi piace, va. Certo, è logico. Ma se non mi piace che per fuori, che questa cosa. Certo. Ma giustamente la frequentazione serve anche per questo. Ma perché i ragazzi mi deve piacere, se non mi piace, che devo fare? I tuoi gusti, parliamo dei tuoi Sì. gusti. Come dovrebbe essere questo ragazzo per piacerti? Questo ragazzo deve essere simpatico, Simpatico? ma alto, capelli neri, occhi verdi. Occhi verdi? L'età? E da 25-26 anni. 25-26 anni. Sì, io no, 21. Sì. Possiamo fare una cosa, partire da una... Da 30 no, da 25-26. Allora facciamo una cosa, partiamo dai 23 fino ad arrivare ai 26-27, va bene, ti piace? Sì. Dai 23 fino ai 26-27. 30 no? No, 30 no. Troppo vecchio poi. E ne ho 21. C'è la simulata. Esatto, perché poi... 30 no. Io un ragazzo bello, voglio simpatico. Esatto. Da 25 fino a 27. Dai 25 fino ai 27. Va bene. Dovrebbe lavorare, logicamente, Sì. dovrebbe avere la macchina. Sì, la macchina sì, perché Non se ti dovrebbe chiedere soprattutto di spostarti tu e andare magari... No, io non mi sposto, Perché- se devo spostare lui. Esatto. Oltretutto perché tu sei pure a piedi, giusto? Sì. Per cui giustamente non sei motorizzata, non c'è... No, non ce l'ho scooter, no. Tu sei automaticamente casalinga, Sì. come tua sorella. Sì. Cioè, voi Lavoro a casa. Esatto, voi praticamente svolgete i lavori domestici, giusto? A casa. Sì, casa Per la vostra famiglia. Sì. Abitate con mamma e papà? Sì. Siete praticamente due ragazze modello e soprattutto due ragazze serie. E voglio la macchina perché sono a piedi. Certo. Innanzitutto chiariamo, perché oggi come oggi è difficile, ma molto difficile incontrare due ragazze così, che sono praticamente ragazze serie, serie al 100%. Vabbè, un'altra cosa, Sì, scusami. dimmi. Che va, se lui non c'ha la macchina, non me lo prendo, va. Cioè adesso va per forza la macchina lui. Cioè sei a piedi praticamente non ti interessa. No, non mi interessa. Deve avere la macchina. Sì. Per portarti a passeggio, cose. Sì. Giusto, guarda. E io pure, avalisci con me di scemo. Cioè, dovrebbe essere motorizzato. Sì. Esatto? Sì. O macchina o motore. Se a piedi, Motocicletta. se a piedi niente. Se a piedi niente. Quindi parlo con i corteggiatori praticamente che fra un po' telefoneranno qui a Maria e Caterina. Se siete a piedi non telefonate perché qua le ragazze Con la macchina. non vi vogliono, giusto? No. Mhm. Va bene, allora stavo dicendo, amici telespettatori, incontrare al giorno d'oggi due ragazze come Maria e Caterina, perché sono ragazze serie,
è un po' difficile difficile. una ragazza come me. È difficile. L'unico Casa. Che sto sempre a casa, non esco Cioè, mai. l'unico neo che ci potrebbe essere, attenzione, è magari la dialettica, perché loro, come vedete, non parlano molto bene l'italiano, non sono ragazze colte, non sono laureate, che abbiano... Trapani, non siamo di Massaro. Esatto, sono due ragazze praticamente siciliane e così naturalmente li stiamo... Scusami, poi va, non fumo. Cioè, Ce n'è le questo- ragazze che fumano. per cui automaticamente vivi di più, non fumando, Infatti. giusto? Un giudizio, di Il fumare. vizio di bere, cose, niente. No, di bere sì, qualche cosa di vivere sì, o che Co- docce, o la dotta, se no docce. Sì, ma dico da bere, liquori, cose No, da no, bere. aranciata. Aranciata, Acqua, Coca-Cola pure? sì, sì. Birra? No, Niente. granita, Quindi- granita. dopo l'estate. Gelato pure? Sì, sì. Dai, però dico alcolici niente. No, no. Quindi non bevono alcolici, Mai, non mai, fumano, sono no. due ragazze doc, giusto? Sì. Come vedete sono due belle ragazze, perché non si può dire niente, perché come aspetto, vedete voi stessi amici Abbiamo occhi telespettatori. belle, poi. Soprattutto Maria qui ha due occhi bellissimi che sembrano televisori a colori. Vedi? Sì, sì. C'ha due occhi bellissimi verdi, capelli biondi, No, castani sono. castani. Sì. Castano Sono chiaro. be- sì, sì. Esatto, mentre tu gli occhi sempre verdi e i capelli Castani. castano chiaro. Sì, sì. Vi somigliate, naturalmente vedete la somiglianza delle due sorelle, ma non sono uguali, sono differenti perché Siamo sorelle, però siamo diverse. Lei ha un altro carattere, io ne ho un altro. certo, Maria ha un tipo di fascino e Caterina ha un altro tipo di fascino, sono Sì, due sì. ragazze completamente... Ha detto, va, scusami, va, le carattere, abbiamo diverse le carattere. Ho capito. Tu che tipo sei? Ma Descriviti il tipo che sei. no, non sono cattiva, ma Sì. con sta a casa Sei con una mia ragazza sorella. comprensiva. Sì, sì, però va, le carattere, va, le cose giuste, va. Ti arrabbi spesso? Qualche volta sì. Qualche volta sì. E quando ti arrabbi che fai? Qua con mia sorella come la faccio? Ah, ti arrabbi con tua sorella? Sì, sì. E come va a finisce quando si arrabbia con te? No, io non sono tinta. Però quando piglia mia sorella, piglia mi toccio filo, piglia mi scende guida. Ho capito. E che però, succede? Io dice no, io circo 4, io mi dice esce, io ci convinto. Però non sono cattiva. Cioè, no, ma questo... Facciamo pace, va. Sì, sì. Facciamo pace. Buono però. Sì. No, non siamo Sì, tinte, sì. va. Ah. Piglia, che ci abbracciamo, piglia un bacio a me. E vi mettete a piangere pure No, quando fate la no, pace? no. Non avete mai pianto quando avete fatto la pace? No. Succede, alle volte uno litiga, cosa, poi per Sì, fare la pace che succede si nella abbraccia. vita, sì, sì. Giusto? No, piange mai. Però diciamo quando voi litigate fate la pace Se io stessa, me l'abbraccio, ci un bacio, e poi mi passano tutte cose, a me mi passano. Vabbè, amici telespettatori, ripeto, Maria 31 anni di Trapani con sua sorella, 21 anni sempre di Trapani, sono in cerca di ragazzi, sono in cerca di uomini per sistemarsi, vanno cercando l'anima gemella. Ripeto, non sono ragazze colte, per cui come state vedendo e come avete visto e sentito soprattutto, non hanno una buona dialettica nel parlare l'italiano, però quello che conta, signori miei, non è poi la dialettica in fin dei conti, cioè è trovare la ragazza seria, e Maria è una ragazza seria, e lo stesso Caterina, sua sorella. Ah, per cui, scusami, sì. anzi va, quando c'è un ragazzo che mi chiama al cellulare, va, io parlo tutta in italiano, tutta. Certo. Io lo so, va. Cioè, anche perché per farti capire devi parlare italiano, perché se no non ti Sì, sì, a casa pure italiano parlo, non è. Si parla tu? di italiano, se parla mio parlo ragazzo ci parlo pure di italiano. Certo. Sì, ma quando... Quindi tu sai parlare bene o Sì, male sì. qualcosa di italiano? Sì. Parliamo. Eh? Io Tu parlo pure? italiano, sì, sì. Ma tu che scuola hai fatto? Tu hai fatto scuola, sì? Sì, io Sei c'ho- maestra, mi pare. Sei diplomata? Noi non sono maestre, sono diplomata cuoca, Cuoca. Ah, sei cuoca. alberghiero. Mentre tu, Maria? Io invece da quinta elementare. Quinta elementare. Sì, Vabbè, sì. è già qualcosa. L'importante è che sai leggere e scrivere. Sì. L'importante. Scuola mi andava, non mi piace. Certo. Ti piace più i lavori domestici? Sì. Diciamo. Ti adatti a fare la casalinga? Sì. Va bene. Ok, amici telespettatori, ripeto, se siete interessati a Maria o a Caterina potete telefonare in un unico numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione, perché è il numero praticamente che posseggono sia Maria che Caterina, per tutti i ragazzi naturalmente che sono interessati a una delle due sorelle. Ripeto, Maria ha 31 anni ed è di Trapani ed è una dolcissima ragazza seria che è in cerca della sua anima gemella, e lo stesso anche Caterina, 21 anni di Trapani sempre. Amici telespettatori, giustamente ora in questo momento io vi voglio far vedere, perché ho promesso naturalmente. Scusami, Dicevo io ancora non è. Ah, no, ora giustamente, dai, parla. Dai. No, scusami. Dai. Dai. No, scusa, quello è un numero suo di cellulare. Ma tutte e due, va.
Sì, il numero praticamente in società. Sì. Quello praticamente che stiamo dando in sovraimpressione. Sì. Giusto? Vi possono trovare tutte e due. Va Chi è bene. che telefona naturalmente dice io sarei interessato a Caterina e parla con te. L'altro, se è interessato a Maria, si mette giustamente in comunicazione con Maria, giusto? Certo. Perfetto. Ora amici telespettatori, noi naturalmente siccome Maria e Caterina, le due sorelle, sono molto amanti di Strano Amore Siciliano, del programma parlo, hanno visto naturalmente il video che hanno fatto le troniste e sono molto amanti di questo video. Dice ce lo fai un video anche a noi? Io naturalmente come dire, in benevolenza, perché le voglio davvero bene, perché sono due ragazze dolcissime, anche se non hanno quella dialettica, anche se non hanno quella conoscenza dell'italiano importantissima magari al giorno d'oggi, per me cioè io li vedo per quello che sono, due dolcissime ragazze. Siamo Angele. Come siete? Angele. E che andate cercando naturalmente l'immaginario. Uno angelo voglio. Va bene, per cui amici telespettatori vi dico subito guardiamoci il video di Maria e guardiamoci il video di Caterina.
siete praticamente, come dire, date il meglio di voi stessi, Sì. sia tu che tu, Sì. giusto? Giusto? Sì. Caterina, come ultimo messaggio ai telespettatori, ai corteggiatori che in questo momento ti stanno guardando, che cosa vorresti dire? Un messaggio? Rivolgiti praticamente ai maschietti che in questo momento stanno guardando. Tranquilla, qualsiasi cosa tu vorresti dire. Fate la domanda. No, per il fatto che tu praticamente vuoi dare un messaggio ai telespettatori, ai corteggiatori che in questo momento ti stanno guardando e che fra poco ti dovranno telefonare. Mi telefono. Cioè, che cosa vorresti dire? Mettiamo il caso che tu stai parlando con un corteggiatore in questo momento. Sì. Che cosa gli vorresti dire? Mi guarda e. E ti deve telefonare. Sì, mi deve telefonare. Esatto, perché Maria naturalmente si vuole sistemare. Per cui telefonate. Bello, simpatico, travaglino, si fa così serio, se non fa così serio io perché taglio le corde. Certo, logico. Sta cosa che va, non va, perché taglio le corde già non è. Sto qua. Cioè praticamente non gli dai più retta. No. Esatto. Perché ormai sono scanaliata, tu sai, Betto, Esatto. non è. Logico. Hai una brutta esperienza alle spalle. Sì. Per cui ci vai giustamente con i piedi di piombo. Sì. Mentre tu Caterina, un messaggio che vorresti dare a qualche telespettatore che ti sta guardando? Chi questo ragazzo mi deve chiamare, Sì. che lo voglio simpatico, va. Sì, Che faccia le cose serie, va. sì, dico va, un messaggio che vorresti dare. Mettiamo il caso che c'è il telespettatore che sarebbe interessato a te Sì. e che ti vorrebbe chiamare. Tu che cosa gli vorresti dire? Una cosa va. Che mi deve chiamare. Che ti deve chiamare? Sì, Perché sì. anche tu ti vuoi sistemare. Sì, infatti. Perfetto. Ora amici telespettatori, quello che voglio dire io, ascoltatemi, è possibile che in tutta la provincia di Trapani. Fai confidenza a Betto. Sì. Stavo dicendo, è possibile che in tutta la provincia di Trapani non ci sia un ragazzo disposto a conoscere Maria. O Caterina? È possibile? Per cui amici Se di fai così serio mi vuoi, non vai io perché è caduto e tagli code. Certo, per cui amici. Devi chiamare a me e a mia sorella, Certo. capito o non capito? Certo, per cui amici telespettatori, vi raccomando, chiamate. Se fai così per babbiare, ti stai mezzo cosci con tua madre. Certo. Tu vuoi dire qualcosa? Pure le cose serie, se no perché si sta a casa sua. Certo, per cui amici telespettatori, se siete interessati a conoscere Maria, ripeto, 31 anni di Trapani, che è in cerca di un ragazzo serio perché si vuole sistemare, giusto? Sì, E mi voglio sistemare. Lo può dire bello forte. E voglio un ragazzo bello sistemato. Bello sistemato e Travaglino, soprattutto. E poi? E fare cose serie. Esatto. E mi E devi poi un'altra chiamare al telefono. un'altra Mi devi cosa. chiamare. No, non avevi sempre il pensiero di chiamare, tu pure devi chiamare. Sempre. Devi chiamare sì, Sempre. chi tu devi chiamare pure io. Esatto. Perché sempre io non può essere. Certo, giustamente. Perché Vabbè, e poi un'altra cosa che non si devono dimenticare, che cosa? Che sei sì? 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 Maria. No, signorina. Signorina. Questa è la cosa più importante. È onesta, attenzione. Esatto, al 100%, per cui amici telespettatori, questa è una cosa molto importante. Per cui se volete, Chiamatemi. A me e a mia sorella. perfetto. Al numero che state vedendo in sovraimpressione. Cose schizzare non mi piacciono, cose Perfetto. bambine. Perfetto. Ok, possiamo dire altro? Basta così, Basta devi. così. Tu devi dire altro? Ma io devo dire una cosa, va, chi mi deve chiamare lui ogni sera, sono pure il pomeriggio, va, sempre io, no? Deve avere lui il pensiero, va, di Il chiamare. pensiero di chiamarti. Sì. Sì. E poi lui deve fare cose serie, non deve giocare come bambine, va? Perfetto. Vabbè, dobbiamo dire altro? No. Possiamo, Chiamatemi. possiamo salutare i telespettatori? Sì, chi mi deve Chiamatemi a me e mia sorella. Perfetto. O giorno e la sera. Esatto. Siete Un sempre. coppo tu, un coppo io. Esatto. Sempre io non posso essere o giorno la sera. chiamare lui. Eh? Chi deve chiamare lui? Cioè, no, mi sembra giusto. Va bene, ok, possiamo chiudere? Sì. Ok. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta anche. Maria di Trapani. Ciao. E vi saluta pure. Caterina di Trapani. Ciao.